benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. In penna con la moto travolge e uccide una quindicenne, arrestato il motociclista, un ventenne che girava il circuito di Torre Faro a Messina. Tentata violenza sessuale dopo il concertone al Foro Italico, una ragazza di Agrigento riesce a mettere in fuga l'aggressore, arrestato un uomo originario del Ghana. Troppe inchieste, non abbiamo gli strumenti per seguirle tutte. L'allarme del presidente della Commissione Antimafia regionale Cracolici a Caltanissetta per il caso della discarica di Timpazzi. L'ex fiera di Messina diventa un nuovo parco urbano, l'Agorà dello Stretto, che si estende su 32.000 metri quadrati, per il sindaco Basile il più bel miglio d'Italia. Palermo, capitale della musica italiana, in 47.000 al Foro Italico per il grande concerto gratuito. Calciomercato, il Catania alle prese, con chi resta e con chi parte, 3 i colpi messi a segno dal Palermo. Calcio a 5, la Meta Catania batte Torino 6-3 e rimanda alla bella il discorso scudetto. Domani sera ultimo atto. Dunque una ragazza di 15 anni è stata travolta e uccisa da una motocicletta davanti a un locale della Riviera Nord di Messina. Il motociclista, leggermente ferito, è stato arrestato per omicidio stradale. Sentiamo Tonino De Mana. Le tracce di sangue a terra, i segni dei rilievi della polizia municipale, lo strazio dei parenti, degli amici e di un'intera comunità, quella di Torre Faro, che piange l'ennesima vittima della strada. Giulia Scimone, 15 anni, si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, travolta da una motocicletta in via Circuito a Messina, non distante da un noto locale frequentato da giovani. Dopo l'impatto avvenuto proprio davanti all'abitazione dei nonni, la ragazza è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso del Papardo, ma le gravi lesioni riportate hanno causato il decesso, sopraggiunto poco prima dell'arrivo in ospedale. Ad investirlo un ventenne, rimasto leggermente ferito, ora indagato per omicidio stradale e ristretto agli arresti domiciliari. Sul conducente della moto sono stati eseguiti test per rilevare eventuale assunzione di droga o alcol. Indagini sono in corso da parte della polizia municipale, che ha lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si escludono l'alta velocità ed una manovra azzardata, forse un'impennata. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Contestualmente è stato disposto il sequestro del mezzo a due ruote. La morte di Giulia ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Messina è avvolta dal dolore. È il post del sindaco Federico Basile, che ha espresso vicinanza ai familiari della sfortunata ragazza. A Palermo una ragazza ha denunciato una tentata violenza sessuale qualche ora dopo il concerto di Radio Italia, arrestato un uomo del Gambia. Prima la musica, la spensieratezza, poi tutto si è trasformato in un incubo. Una trentenne agrigentina ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale la scorsa notte alla Cala a Palermo, dove si era recata per assistere al concertone di Radio Italia. La polizia ha arrestato un 31enne originario del Gambia, accusato di essere l'autore degli abusi. L'episodio, ancora tutto da ricostruire, si sarebbe verificato intorno alle 5, diverse ore dopo gli ultimi brani cantati sul palco del Foro Italico. La donna era nel capoluogo siciliano per assistere appunto al concerto. 5 ore dopo, mentre si trovava ancora in giro in città dalle parti di Via Cala, il 31enne avrebbe iniziato a importunare la trentenne, diventando sempre più invadente. Lei, terrorizzata, avrebbe iniziato a urlare, riuscendo a mettere in fuga il gambiano. Subito dopo la donna avrebbe chiamato i soccorsi, fornendo una descrizione dell'uomo, che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione. A Bagheria invece un 25enne è stato ferito con una coltellata alla spalla mentre stava cercando di separare due persone che stavano litigando nella zona della Movida. Soccorso dal personale del 118, è stato poi medicato al presidio territoriale di emergenza. Le sue condizioni non sono comunque gravi. E del concerto dal punto di vista musicale ci occuperemo più avanti in questo telegiornale. Intanto ancora cronaca con l'assalto ad un ufficio postale a Palermo avvenuto qualche mese fa. Adesso i 3 rapinatori sono stati arrestati. Orazio Longo.
Si erano lanciati con una Fiat Tipo dentro l'ufficio postale di via Empedocle Restivo a Palermo. Queste le immagini di allora dell'assalto avvenuto il pomeriggio del 31 gennaio del 2025. Da quell'auto che aveva sfondato la vetrata era uscito un uomo che assieme ad un altro, introdottosi nei locali attraverso un varco, mentre un terzo stava fuori con funzioni da palo, si era fatto consegnare il denaro contante presente nella filiale che gli impiegati stavano versando nello sportello ATM in previsione del pagamento delle pensioni che sarebbe avvenuto l'indomani. Un bottino di 100.000 euro. Adesso la squadra mobile palermitana ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, un quarantenne e 2 49enni, con l'accusa di rapina, riciclaggio e ricettazione. I sistemi di videosorveglianza della zona avevano sin da subito indirizzato il corso delle indagini su una batteria di rapinatori orbitante nel quartiere di Pagliarelli. Tramite l'ascolto delle conversazioni telefoniche e gli esiti delle perquisizioni e dei servizi di osservazione e pedinamento è emerso che i soggetti già parecchi giorni prima dell'assalto avevano pianificato il raid riunendosi presso un covo nell'area di Viale del Fante, dove avevano fatto arrivare un motorino rubato che presentava peraltro una targa di cartone sovrapposta a quella reale, poi lasciato parcheggiato nei pressi della filiale postale e utilizzato per la fuga. I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 50enne di origini francesi. Nella sua casa, nelle campagne di Testa dell'Acqua, i militari hanno sequestrato un fucile, una rivoltella, 2 bombe a mano di fabbricazione francese e diverse munizioni. E sempre emergenza idrica in provincia di Agrigento, a secco ma con perdite e allagamenti che nel caso che vi stiamo per raccontare hanno provocato addirittura il crollo parziale di una casa. Davide Sardo. A Canicattì una casa è crollata in parte a causa di infiltrazioni d'acqua, quell'acqua che però non arriva nei rubinetti. È il paradosso di un'emergenza che continua a esasperare i cittadini. Nel centro storico, in via Sottotenente Portalone, il cedimento di una condotta idrica avrebbe provocato il crollo parziale di un'abitazione. I proprietari hanno presentato una denuncia contro AICA e Comune, sostenendo di avere segnalato più volte il problema senza ottenere interventi risolutivi. Le perdite andrebbero avanti da circa 4 anni. L'area è stata transennata e la strada chiusa al traffico. Da questa mattina sono al lavoro gli operai per riparare la condotta. Ma non è l'unica emergenza. Nel quartiere Borgalino, in via Colombo, l'erogazione dell'acqua è sospesa da oltre 40 giorni. Famiglie e attività commerciali convivono con pesanti disagi e continui problemi di approvvigionamento. In via Francesco Ferrucci le perdite continuano a creare allagamenti. Intanto resta fermo il progetto da oltre 6,5 milioni di euro annunciato per il rifacimento della rete idrica cittadina, e mentre ogni giorno migliaia di litri d'acqua si disperdono per le strade, molti rubinetti restano a secco. Troppe inchieste aperte, non abbiamo gli strumenti per seguirle tutte. L'allarme del presidente della Commissione regionale antimafia, Cracolici, a Caltanissetta per il caso Timpazzi. Sentiamo Gerry Italia. La discarica di Timpazzo resta al centro delle verifiche dopo l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti. Una vicenda che non riguarda soltanto il piano giudiziario. Sul caso è già stata avviata una verifica tecnico-amministrativa regionale, mentre anche la Commissione antimafia siciliana si prepara a approfondire la situazione. Il presidente della Commissione, Antonello Cracolici, punta il dito contro l'uso dell'emergenza come possibile scorciatoia per aggirare regole e controlli. Un richiamo ai rischi per territorio e comunità con danni che potrebbero protrarsi per anni. È sempre il solito trucco, si utilizza l'emergenza per commettere reati, perché qualcuno pensa che in nome dell'emergenza si possano chiudere gli occhi di fronte al fatto che si creino, come dire, condizioni non solo di reati oggi, ma di devastazioni ambientali che riguardano poi la salute dei cittadini domani. Ma dall'incontro sulla questione morale arriva anche un'altra denuncia: le difficoltà della Commissione antimafia regionale nel seguire il crescente numero di indagini aperte in Sicilia. La quantità di inchieste è elevata, non abbiamo gli strumenti per avere una nostra capacità di indagine e quindi di verifica
delle condizioni che si determinano nel territorio, quindi c'è il rischio che la Commissione insegua anch'essa l'emergenza giudiziaria senza riuscire a prevenire. Il rischio, secondo Cracolici, è che le istituzioni siano costrette a rincorrere le emergenze invece di riuscire a prevenirle. Il caso Timpazzo resta dunque sotto osservazione. Tra magistratura, controlli amministrativi e commissione antimafia, il nodo della gestione dei rifiuti torna al centro del dibattito anche politico. I carabinieri hanno bloccato una corsa clandestina di cavalli che stava per iniziare in territorio di Nicolosi lungo la strada provinciale 92, siamo in provincia di Catania. Sono state identificate 22 persone, 20 delle quali con precedenti penali, 12 veicoli e motoveicoli presenti. La gara non si è svolta solo per l'intervento dei militari. In tanti ricorderanno la fiera campionaria di Messina, dismessa ormai da tanti anni. In quegli spazi adesso nasce un nuovo parco urbano. Andiamolo a scoprire. Oltre 32.700 metri quadri di superficie riqualificata, il 60% verde con prato calpestabile e oltre 7.000 nuove piante, arredi, illuminazione, percorsi e installazioni, 300 metri lineari di panchine panoramiche, 2 aree giochi, campi da basket, area di sgambamento per cani e zone attrezzate per fitness. Il tutto con un suggestivo affaccio sul mare e sulla Madonna della Lettera e con un accesso diretto alla spiaggetta adiacente al torrente Giostra. L'area della storica fiera campionaria di Messina, prima ancora Fiera Franca o del Santo Sepolcro, diventa un parco urbano, uno dei più grandi della Sicilia, presentato nello spazio della ex cittadella fieristica, ideato e finanziato dall'autorità di sistema portuale dello Stretto di Messina. La fiera non era mai stata concepita come spazio aperto alla città, è in qualche modo un'operazione che ha qualche componente di preoccupazione, ma siamo sicuri che con la vigilanza adeguata che abbiamo predisposto è meravigliosa per tutti. Firmato l'accordo tra l'autorità di sistema e il comune di Messina per la concessione che avrà la durata di 6 anni e consentirà all'amministrazione comunale la gestione, la manutenzione e la piena fruizione del luogo pubblico, in continuità con la passeggiata a mare e il waterfront. Con la consapevolezza che quel tratto che si collega a quella che chiamiamo passeggiata a mare costituisce veramente un affaccio di cui la città aveva bisogno o necessità, di cui deve prendersi cura. Pesce guasto e sporcizia, riscontrate diverse irregolarità in un ristorante della zona di Piazza Università a Catania, sia per quanto riguarda le condizioni igieniche sia per la sicurezza negli ambienti di lavoro. Magagne che sono costate al titolare multe complessive per 15.000 euro. Fra le altre cose, i medici veterinari hanno riscontrato il mancato rispetto delle corrette procedure di congelamento dei cibi, per cui è stata disposta la distruzione di 15 kg di pesce. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco andando anche noi a meravigliarci con lo spettacolo delle frecce tricolore. Tutti con il naso all'insù, ieri a Noto per ammirare le acrobazie delle frecce tricolori, sempre uno spettacolo mozzafiato. Francesco Aloi. Il lido di Noto si trasforma in un fiume di gente. Le frecce tricolori qui sono già entrate nella storia. È un'atmosfera pazzesca, meravigliosa, è una cornice spettacolare, non solo fatta di mare, di costa, ma soprattutto di persone. L'affetto che abbiamo incontrato qui è qualcosa di meraviglioso. Tutti con il naso all'insù per guardare il cielo. Chi abita da queste parti aspettava questo giorno da tempo. È un'iniziativa sicuramente nuova, anche per Noto. Avevi mai visto le frecce tricolori? No, non ho mai vissuto questa esperienza. L'ombrello per la pioggia, ma oggi per il sole era necessario. Ma soprattutto in tema, vorrei dire. Noi eravamo sul lungomare a Catania a maggio dell'anno scorso a vederle. Prima dell'arrivo della pattuglia acrobatica, però, protagonisti della scena sono stati gli elicotteri di tutte le forze armate, polizia e vigili del fuoco. Sorvoli con dimostrazione sul campo che hanno attratto tutti. Un evento storico al Lido di Noto che permette anche di dare il giusto merito alla riqualificazione che abbiamo fatto. Quello che poi resterà impresso più di tutti è il tricolore della nostra Italia.
Palermo, capitale della musica italiana, in 47.000 ieri sera al Foro Italico per il grande concerto gratuito di Radio Italia. Sentiamo Desiree Ferlito. 47.000 persone, 13 big della musica italiana e una città intera che per una sera si è fermata per cantare. Palermo si è trasformata ancora una volta nella capitale della musica italiana con il ritorno di Radio Italia Live, il concerto. Al Foro Italico davanti al mare e sotto un caldo torrido in tantissimi hanno cantato e ballato insieme per uno degli appuntamenti gratuiti più attesi dell'estate. Achille Lauro, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Ermal Meta, Marco Masini, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Elettra Lamborghini, Samurai J e molti altri, tutti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori. Per ore migliaia di fan hanno sfidato il caldo pur di conquistare un posto sotto il palco e cantare insieme ai loro idoli. Una grande festa della musica italiana che ha unito diverse generazioni, trasformando il lungomare del capoluogo siciliano in un enorme karaoke a cielo aperto e regalando alla città una notte di spettacolo, luci e canzoni da cantare a squarciagola. In Piazza Duomo a Catania oggi la consegna simbolica dell'incasso di un Go per la solidarietà, la partita benefica che quest'anno ha raccolto 31.000 euro. Eva Spampinato. 31.125 euro, ecco la somma raccolta quest'anno dalla manifestazione sportiva di beneficenza che da 18 anni richiama allo Stadio Massimino di Catania migliaia di persone con un obiettivo concreto: aiutare giovani, famiglie e comunità in difficoltà. È stato il record di sempre di questa manifestazione, 31.125 euro, quindi come non ringraziare la città e tutti coloro i quali ci hanno permesso di costruire questa magia, ovviamente in sinergia con le istituzioni, le autorità. Un gol per la solidarietà quest'anno sostiene il comune di Niscemi, duramente colpito dalla frana dello scorso gennaio, con la realizzazione di un parco giochi per i bambini. Assieme al presidente Galvagno ci siamo subito interfacciati in quei mesi e abbiamo detto perché non favorire una realtà come quella di Niscemi, e quindi abbiamo fatto un sopralluogo col sindaco Conti a Niscemi e questo è il risultato di tanti sacrifici nei mesi scorsi. L'appuntamento ora, dopo questo evento, è quello di inaugurare il parco giochi per i bambini, zona Piano Mangione, dove abbiamo deciso di voler realizzare appunto la scuola nuova. I mesi dovrebbero essere circa 4. La consegna simbolica questa mattina in una piazza Duomo assolata e piena di turisti. Presenti i protagonisti dell'evento, le istituzioni, i rappresentanti delle forze dell'ordine e di All Star Sicilia. In Sicilia impazza la Christian Music, intere famiglie con bambini al seguito si spostano da una città all'altra, ma anche fuori dall'isola, per seguire concerti di gruppi musicali cattolici che con ritmi e sonorità rock testimoniano in musica la loro fede. Ospiti di Adela De Barbagallo, il gruppo Cantiere Kairos, Il Reale è un loro fan, Alessandro Giuffrida e padre Salvatore Bucolo. I vostri messaggi alla linea WhatsApp 342 745 5005. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo alla pagina sportiva, naturalmente parliamo di mercato. Il Catania deve valutare anche da chi ripartire, oltre che dai più giovani. Sentiamo Marco Carli. Da chi partire e a chi poter rinunciare è una delle prime valutazioni di Longo con la dirigenza, in parte già iniziata e che proseguirà nell'incontro previsto nel fine settimana e ovviamente con i primi allenamenti. L'obiettivo del club è alleggerire rosa e monte ingaggi, una scelta ma anche un obbligo. Dal 1 luglio 2026 tutte 60 le società di Serie C sono obbligate a rispettare il nuovo salary cap. Ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, soglia destinata a scendere al 45% nella prossima stagione.
stagione. Ecco anche perché si parte dai più giovani sotto contratto come Jimenez, Bruzzaniti, Leonardi o lo stesso Ponsi, ed ecco perché se alcuni giocatori hanno mercato possono partire. Due casi emblematici sono Casasola e Donnarumma. Ragioni tattiche, la difesa a 4, ma anche l'ingaggio potrebbero spingerli altrove con il beneplacito del Catania che abbasserebbe le spese. Su Dini le valutazioni potrebbero essere diverse, il valore di mercato c'è ma il portiere dovrebbe restare. Su Cicerelli le voci non sono mai mancate e proseguono, ma il giocatore si è esposto pubblicamente e diventa difficile vederlo lontano da Catania, dove resterà Di Gennaro e probabilmente anche Quaini. Su Corbari incideranno le valutazioni di Longo, Allegretto farà parte del progetto. A breve si entra nel vivo, ci sono ruoli come il centrocampista centrale o l'attaccante, nonostante la presenza di Leonardi e probabilmente Caturano, che diventano prioritari anche per dare un gioco alla squadra, l'altro obiettivo dichiarato dal club. Il Palermo intanto mette a segno 3 colpi che verranno ufficializzati a breve. Marco Gullà. Si apre la settimana che darà il via ufficialmente al calciomercato estivo e quindi parallelamente arriveranno le prime ufficialità. Il Palermo ha già 3 colpi in canna, Hernani, Estevez e Cassandro, tutte e 3 trattative già definite e in attesa quindi di essere ufficializzate. Archiviati questi innesti, il direttore sportivo Osti si concentrerà soprattutto sul reparto offensivo. L'obiettivo prioritario resta l'Uvumbo. Con il Cagliari esisterebbe già una base d'intesa e il Palermo aspetterebbe soltanto il sì definitivo dell'attaccante angolano. Il club di Viale del Fante tiene d'occhio però anche Rao, che nell'ultima stagione ha giocato a Bari, ma di proprietà del Napoli. L'ultima parola spetta ad Allegri, che lo vorrebbe valutare in ritiro. Sul fronte cessioni, Osti lavora per trovare una squadra a Matteo Brunori. L'attaccante è sotto contratto col Palermo fino al 2028 e il suo stipendio è vicino al €1.000.000 netto. Brunori non andrà in ritiro con i compagni in attesa di una nuova sistemazione. Nella stessa situazione l'attaccante ci sono anche Diakité, Buttaro e Nicolau, rientrati dai rispettivi prestiti ma fuori dal progetto tecnico. Il Palermo dovrebbe decidere di non puntare anche su Blen e Gomez, in scadenza nel 2027. Calcio a 5, la Meta Catania batte Torino e la Bella è rimandata a domani. Tonino De Mana. La Meta Catania non demorde, batte Torino e riporta la serie scudetto in parità. Per l'ultimo verdetto bisognerà aspettare domani sera per l'attesa gara 3 che assegnerà lo scudetto di calcio a 5. Dopo aver perso il primo atto delle final tricolore, la squadra etnea si è imposta per 6-3 sul Torino in un duello ricco di gol e di emozioni. A sbloccare il match ci pensa dopo 2 minuti e 20 Pulvirenti, che di gran carriera timbra il punto del momentaneo 1-0. Le squadre non si risparmiano con gli ospiti che ribaltano addirittura le sorti della gara. Contro reazione della Meta Catania che capovolge la situazione grazie al solido Pulvirenti e ad una carambola fortunata che porta all'autorete di Tuli. Il vantaggio consente agli etnei di vivere una ripresa con l'entusiasmo a 1000. Gianluca griffa il 4-2 con Torino che subisce il contraccolpo psicologico incassando anche il penalty del 5-2 guadagnato e segnato dall'indemoniato Turmena. Nel finale arriva il sigillo di Musumeci per il definitivo 6-3 ed ora cresce l'attesa per il faccia a faccia conclusivo ancora in programma in Sicilia, ma questa volta si giocherà per l'assegnazione del tricolore. Domani la Meta Catania può scrivere o riscrivere la storia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.